La magia del Natale a Vittorio Veneto. Sono state presentate oggi le numerose iniziative che andranno a colorare il periodo di questo Natale 2024. Un lavoro di squadra che darà i suoi frutti. Certamente, innanzitutto voglio subito ringraziare tutte le associazioni di volontariato, associazioni culturali, sportive che hanno dato, anzi che sono state le protagoniste di questo calendario dove sono previsti più di 100 eventi in città in questo mese di festività natalizie. Il plauso va a loro, va anche ai nostri uffici che hanno coordinato questo grande lavoro e speriamo che sia un Natale gioioso, di pace, di serenità e anche di solidarietà. Ecco, appunto, lei ha voluto rimarcare i valori del Natale al di fuori di quello che può essere l'aspetto esteriore. Certo, noi pensiamo che questo periodo abbia delle influenze sia nell'ambito sociale e culturale e pensiamo che il Natale sia prima di tutto una festa religiosa che ha appunto nel suo essere quello di trasmettere i contenuti, ripeto, di pace, di aiuto, che sono importanti in questo momento sia a livello sociale che internazionale, viste le numerose guerre che ci sono, ma anche per il nostro tessuto di crescita, per quelli che sono i valori e quindi questa penso che sia una cosa fondamentale da tenere presente. Oltre 100 iniziative distribuite in 37 giorni, non abbiamo fatto la media, però è sicuramente bella alta e è la prima volta che a Vittorio Veneto si riesce per il Natale a fare un calendario unico tra tutte le varie realtà che compongono il panorama delle associazioni, delle istituzioni e delle associazioni di categoria, anche in questo caso anche un'impresa, che hanno voluto collaborare per creare, io lo chiamo il mosaico di questo Natale. Ognuno ha messo il suo pezzettino, qualcuno ha messo un pezzettino solo, qualcuno ne ha messi tantissimi, però alla fine il disegno che abbiamo composto a mio avviso è bellissimo, spero che lo trovino bellissimo anche tutti i vittoriesi e anche da fuori. Insomma, come assessore al turismo è chiaro che apprezzerei e sono sicura che succederà che da tutta la provincia di Treviso, chissà anche da oltre, vengano a Vittorio Veneto a vivere e a condividere gli eventi. Ci saranno le tradizionali casette, ma non solo, ci saranno veramente tanti eventi e tanti appuntamenti. Dove si possono reperire le informazioni? Sicuramente sul sito internet del Comune di Vittorio Veneto. Chi avrà l'occasione di avere una delle 3.000 brochure che sono state stampate potrà vederli tutti lì. Ovviamente la brochure non tiene conto degli ultimissimi inserimenti, quindi il modo più corretto e più sicuro è ovviamente, come dicevo, il sito internet del Comune, ma avremo anche una campagna social, la promozione su siti di informazione e carta stampata, quindi cercate il codice QR che rimanda alla pagina con tutti gli eventi. Tra le tantissime iniziative, una particolare e innovativa, la letterina a Babbo Natale. Sì, abbiamo fatto un accordo con Babbo Natale. I bambini hanno ricevuto in questi giorni a scuola una cartolina nella quale li invitiamo a scrivere il loro nome, a scrivere qualche dettaglio di sé, in modo che poi Babbo Natale possa rispondere personalizzando la lettera a ciascuno di loro. Che cosa chiederà Mirella Bagliana a Babbo Natale per la città di Vittorio Veneto? Per la città di Vittorio Veneto chiedo soprattutto tanta forza e energia, ma per tutti i cittadini di Vittorio Veneto. Io penso soprattutto alle persone più in difficoltà e chiedo a Babbo Natale di aiutare queste persone, poi l'aiuto deve venire da noi, dalla nostra collettività, e chiedo anche un po' di prosperità per quello che è l'aspetto economico, soprattutto anche un occhio di riguardo alle nostre attività commerciali, e invito tutti i vittoriesi a spendere per questo Natale all'interno delle nostre attività commerciali. Qual è l'invito che si sente di fare ai vittoriesi? Di partecipare alle iniziative, di condividere gli eventi che verranno svolti. Ci sarà anche la Porta Fucsia che fotograferà tutti gli eventi, e quindi ovviamente in questo caso è anche l'invito a recarsi presso la Porta Fucsia per autorizzare la diffusione delle fotografie. Vorremmo che fosse davvero un grande unico spettacolo, un grande unico momento di condivisione lungo più di un mese.